Buongiorno Italia! Stavo guardando il video che è uscito, piscina tour in Slovenia, non è andato come previsto, no, perché c'era il maltempo. Ma sai quanti ne abbiamo saltati? Dovevamo trovarci con gli amici. Alla fine quest'anno una sola ho fatto, quella che hai visto che ero con Francesco e Thomas, porca puttana. Guarda che c'è stato un tempo. E questo fa riflettere, forse è questo che volevo dire, sì, perché sono un cancro, Dio caro. Fa riflettere perché nei nostri giornali, quelli locali, anzi quelli estremamente locali di Jesolo, c'è stato l'allarme, sai, i soliti articoli sensazionalistici dei giornali, plurale, giornali, non di un giornale, giornali, mi raccomando, seguimi, plurale, plurale e plurale, di Jesolo vuota, e fin qua diciamo vuota assolutamente no, proprio no, però c'è stata meno gente, soprattutto in certe zone, a causa giustamente di una città che ha ben poco da offrire e quel poco lo offre a prezzi estremamente cari, quindi la gente insomma non è proprio stupida andare in un posto che è pieno di delinquenza e il resto insomma è nulla di che, con tutto rispetto, cioè il mare è quel che è, il posto è quel che è, ormai è tutto cemento e quindi vabbè, e questa era una cosa, ma quella che, e qua ci si potrebbe parlare perché ognuno ha le proprie idee, i propri gusti, hai capito? E quindi sono discorsi che una persona intelligente preferisce evitare di continuare, ok? Quindi lo chiudiamo qua. Quello che invece fa seriamente pensare: temperature estreme, quanti hanno scritto le temperature estreme? Abbiamo avuto tipo 3 giorni in cui le temperature massime sono stati 37 gradi. Temperature estreme, sto cacchio! Porca puttana, cioè, ma io non so con che coraggio i giornali, io capisco che devono creare allarmismi perché sai si crea l'effetto incidente, cioè l'uomo, soprattutto Menona, è attratto dalle disgrazie, dalle cose brutte, ok? Quindi scrivere titoli sensazionalistici e soprattutto negativi attira molto più interesse, ok? Però guarda che, ripeto, fa seriamente riflettere. Caldo estremo quest'anno, è stata l'estate più fredda e sfigata in assoluto e mi vai a scrivere caldo estremo. Capisci quindi che leggere certi giornali e guardare, credo, tutti i telegiornali, dopo dipende sempre da articolo a articolo, ovviamente da tema a tema, sia, non dico inutile, assolutamente no, però quasi inutile o perlomeno pericoloso. Non ci credo, parlavo con Omar degli interfoni perché volevo sentire il telefono, i clienti che mi chiamano, il navigatore, quelle cose lì, e mi scrive sta ditta qua per recensire questi interfoni. Ovvio che dico di sì, cioè mettetevi nei miei panni, porca miseria, cioè tu diresti di no, cioè che fate a caso ti servono? Beh dai, belle news per i visitatori del canale. Ho deciso finalmente di prendere il Media Mode, la GoPro, al quale ero estremamente contrario, però vabbè, in sconto il 22% e dice cavolo, con tutti i bei giri che faccio in moto, che tra parentesi l'80% di quei giri serve per vedere poi dove andare a ficcarmi col camper, descrivere le cose direttamente mentre faccio il video non è per nulla male. A me interessava solo per una funzione questo Media Mode, che è quello della GoPro originale, sostanzialmente per il fatto che ha un jack 3.5, quello audio, in modo tale che io posso collegare un microfonino lavalier che già ho, sono quelli piccolini, adesso ce l'ho qua, anzi ce l'ho già anche in camper, e così lo metto all'interno del casco e così posso fare anch'io che è bello secondo me, anche per me, per quando rivedo i miei video che sono in un posto e che dico in che città sono, in che paese sono, è importantissimo quello, è bello. No, guarda, questo me lo prendo, ecco. Wow, è il monitor in modalità sparagno energetico, giustamente io ho messo che si spegne dopo un minuto se il computer non viene utilizzato, cioè sto pur sempre utilizzando l'impianto del camper, voglio dire. Oh che ben, così vedo meglio il torrente. Guarda che vado a Masterchef. Un artista, che roba. Spettacolo, mentre guardo l'Italia che affonda. E da oggi saprò da gusto gelato del Lidl, che buonissimo, quello al macadamia.
Dio Van Life, mi tocca spostarmi perché qua internet non prende niente, non riesco a lavorare. Probabilmente c'è stato un aumento del turismo di gente e quindi le celle che non erano predisposte a grandi numeri ora sono sature. Questo è uno dei miei parcheggi tattici, segna posto. Qui sei a tipo neanche 1 chilometro meno dal lago di Alleghe dal centro. Questa è la ciclabile barra pedonabile e completamente gratuito, ci sono già altri 2 camper. 330 mega in download e 56 in upload. La vista ufficio certo non sarà il massimo, però attenzione, questo è un punto tattico per andare a visitare il centro di Alleghe. Trovati te un parcheggio libero, perfino quel merda di parcheggio camper è a pagamento, il resto ci sono sbarre per i camper eccetera, quindi vedi, è sempre il solito discorso. Se tu hai voglia di fare, di camminare o di andare in bici, hai vita facile, altrimenti ciao, te paghi. Non che ci sia nulla di male a pagare, anzi per quello insomma alla fine che lavoriamo, però ti dà sempre quel senso di poca libertà, capiscimi? Un po' come quelli che dicono che la moto gli dà libertà. Gli rido in faccia, come ti dà libertà, cazzo? Costano un casino da mantenere, e un altro bollo, e assicurazione, e revisione, e i ricambi, e questo e quello, e la benzina, vabbè, che discorsi, e che libertà è? Casomai la percezione di libertà, l'illusione di libertà, ma non la libertà. Cazzo, ti costringe a lavorare ancora di più, ti costringe a rinunciare ancora di più alla tua vita per lavorare e poterti permettere la moto, hai capito? Un po', prendo la moto come esempio, ma è un po' quello che ti stavo dicendo prima sui parcheggi e su tutte le cose. Paga qua, paga là, paga qua, paga là e sei schiavo. Certo, non è una buona cosa portarsi schiavi in tomba, si dice da noi, però insomma neanche poi ridursi a essere schiavo come lo ero io una volta. Io sopportavo tante cose della vita, soprattutto il lavoro, quello bruttissimo che facevo in una grande azienda, perché ero sempre a secco di soldi, non arrivavo mai a fine mese, spendite qua, spendite là, ristoranti, boette, questo e quello, macchine, moto, e quindi prova a immaginare dentro di me come potevo io aver coraggio di lasciare il lavoro, e dopo le bollette chi le pagava, il mangiare agli animali chi glielo prendeva, cioè hai capito? Quelle sono le schiavitù, i lussi sono le schiavitù. Contemporaneamente è da mone non usufruire dei lussi, quindi quello che ti vado avanti da anni a spiegare, l'equilibrio, no? Cos'è l'equilibrio? È la giusta via di mezzo, una volta un po' il caldo, una volta un po' il freddo, per non riuscire, non patire mai le temperature, no? Minchia che rassa, esempi che faccio ogni volta, per non patire mai la fame. Cioè tipo io adesso vivo di risparmio, mi ritrovo con più soldini del previsto, allora dico vabbè, mi compro la moto, vado al ristorante, vado qua, vado là, hai capito? Però non rientro nella routine del spendi, altrimenti ritorno subito povero e mi sento veramente obbligato poi a lavorare tanto, ad assecondare certi clienti invece di avere il lusso di mandarli a fanculo, certi personaggi tossici, no? Che va di moda sta parola tossici, ho detto aspetta che uso anche medio caro, ecco, tossici. E vabbè, nello Stelvio sta nevicando, quindi è anche normale se nella mia casa ad Alleghe qua il 4 agosto fa freddo a mettersi il giubbotto. Fammi vedere cosa che ho qua fuori a casa. Cosa ho? Una ciclabile? Ah, guarda, ho anche un fiore d'acqua. E tu? Sì. E di là c'è il centro di Barcis, dove vedi quelle casette là in fondo. Io sono qua praticamente a bordo strada, ma si sta anche bene. Ma aspetta, come mai il van life è qua? Che ci sono le sbarre, cioè loro sono bassi, ok, capisco, ma questo non è basso. Come ha fatto a passare sotto le sbarre? Avrà fatto un tocco in fuoristrada, porco cane. Sì, perché questo è il parcheggio gratuito di Alleghe. Era già più bello, ti mettevi qua lontano, come ha fatto il van life qui. Sì, guarda che ho svelato l'arcano, deve essere entrato di qua. Sì, però col pulmino ste robe qua assolutamente no, cioè tu non vedi la profondità, mi è migrato tutti gli scarichi. Che voglio vedere
sono curioso, troppo curioso. Come fa? No, si passa per un pelo. No, assurdo. Tocca lì e ci è passato per un pelo. Mi autoproclamo chef. Ma sì, Raimona, dai, non è male questo parcheggio, però me ne vado via perché non mi è mai piaciuta il comportamento della gente di montagna, che è sempre un po' sustega, chiusa, indisponente, tanto indisponente. Persino, non so, baristi, camerieri di località turistiche, cioè dei ristoranti, eccetera, che dovrebbero essere più gentili con il cliente, più disponibili, più interessati, ecco, interessati al cliente. Ti senti quasi un fastidio, in certe località ti senti un peso, ti senti un fastidio, uno straniero, uno in più, uno indesiderato, e quindi non intendo col camper, col camper peso ancora. Ho chiesto a degli operatori ecologici, perché non si può più di spazzini, se potevo buttare dentro il loro camioncino il sacchetto delle immondizie. Uno mi ha risposto di no e si è girato dall'altra parte. Mi sono incazzato e ho detto vabbè, l'ho mandato un po' a quel paese. Un altro mi ha detto che c'è l'area camper con i cassonetti più avanti, era un chiaro invito ad andare in area camper e non a stare in libera. Ecco, vedi, queste cose sono abbastanza indisponenti, e quindi prendo, invece di mangiarmi la pizza a piani di pezzè e pagare la funivia per andare su, vado da un'altra parte. Ora, quando sono iper concentrato sul lavoro, cioè non mi sono neanche in accorto che arriva tutte ste macchine proprio. Va bene, dai, pausa a caffè di Van Life, va. Mamma mia, attenti alle truffe, guardate qua. Siccome questi bastardi sanno che è periodo di tasse, no? Vedi, Nexi Alert abbiamo, che io non ho neanche Nexi, però vabbè, abbiamo notato un bonifico in uscita di euro 4.799. Io inizialmente ero tranquillo, dopo mi sono preoccupato un attimo, ho detto no, ma aspetta, non è l'importo giusto della prima rata qua che devo pagare al commercialista. Se non è stato lei e vuole parlare con un operatore, chiami, e qua c'è un numero di telefono, quindi molta attenzione ragazzi prima di chiamare e farsi intortare, perché questi sono dei bravissimi ipnotizzatori, passami il termine, ma fidati che alla fine è corretto, e rischiano veramente di combinarti grandi malanni. Ovviamente la cosa numero uno che consiglio per individuare gli scam, le truffe, è guardare innanzitutto la fretta che ti mettono, dopodiché chi sono, indagare l'indirizzo email da cui arrivano, in questo caso è un messaggio, però anche qua chiamare un numero di cellulare, perché no contattare la tua filiale, oppure perché no contattare il numero verde, hai capito, loro ci provano. Cosa poi molto importante, vai a guardare nel tuo conto corrente, nell'app della banca, la vedi tutto, hai capito? Quindi massima attenzione, che questi lavorano molto sull'effetto ansia, cioè sulla fretta, fanno di tutto per mettere fretta, è una tecnica, io te lo dico da pubblicitario, purtroppo ho dovuto studiare ipnotismo, il PNL, tutto ciò che ci va dietro, e pertanto ti garantisco che la fretta, il mettere fretta a una persona, ossia l'impedirgli di riflettere e di pensare, è una delle strategie primarie di questi figli di puttana. Quindi sempre massima attenzione, massima calma, non procedere mai con nulla, non cliccare nulla, non far nulla, indagare con calma, cercare di capire, poi indagare da soli con calma. Non so cos'ha l'algoritmo contro di me, però ogni giorno leggo nelle news, quelle di Google, almeno 3 morti in montagna, uno che è caduto giù dal canalone, uno dall'arrampicata, uno qua e uno là. Quindi insomma vedi che forse la mia prudenza quando vado in mountain bike in certi posti in montagna forse non è neanche tanto esagerata, se sono ancora qua a contarla. C'è una frase molto bella di mia nonna che è: stai lontano dai pericoli, stai lontano dai pericoli, che è lo specchio di un'antica frase, ma veramente molto antica, di non mi ricordo quale saggio, ma secondo me anche saggi, perché l'ho sentita più volte, che diceva resta invisibile. E quel resta invisibile è la stessa identica cosa sta distante dai pericoli di mia nonna, ossia mi senti ogni tanto dire: previeni le rotture di coglioni, previeni i problemi, previeni il pericolo, ok? Quindi stai distante da tutto ciò che può portarti statisticamente parlando a una cosa brutta. Sai che, non so,
Io so che in montagna qua da noi arrivano tutte le macchine in contromano che tagliano le curve in contromano, quindi quando sono in certi tornanti che non vedo chi arriva avanti, ovviamente me ne sto tutto, vado più piano e me ne sto tutto schiacciato nella mia parte. Questo perché statisticamente parlando vedo tante macchine che arrivano in contromano, quindi prevengo. Fate a caso, ieri sera è morto un ragazzo proprio per questo motivo qua. È arrivata la classica macchina in contromano, lui era in moto, tac, preso un volo di 30 metri ed è morto. Mi raccomando ragazzi, perché la vita è una, bisogna tenersela molto molto stretta, bisogna stare attenti. Allora, un conto è non esagerare con il privarsi di tutto, con la prudenza, ma un altro conto è rendersi conto che non siamo in un videogioco e non siamo in un film. La vita è tutt'altra cosa. E ripeto, va tenuta stretta, perché dopo quella non abbiamo altro. Ah, finimo il sugo di ieri. Guarda che bella giornata. E finimo anche i lavoretti di oggi. E dopo niente, mi sposto da qua. Mi piace sempre cambiare di continuo. La pizza a piani di Pezzè salta sia per il discorso che ti ho detto prima, perché hanno risvegliato in me questa percezione dell'essere il turista scomodo che serve solo a portare i soldi, e anche perché insomma ci sono stato tantissime volte sopra Piani di Pezzè. È un posto incantevole, tu l'hai visto sia col sole quando siamo andati io e Olfo, però siamo andati in moto quella volta, e sia con la neve quando sono andato con Alessia e Giacomo con gli slittini, non confonderlo con Vipiteno. È un posto veramente incantato che straconsiglio, nel mio caso inflazionato. Figa, io ho capito che devo pagare migliaia e migliaia di euro, ma adesso sono le 18, faccio come quando ero dipendente e saro l'ufficio, Dio caro, saro. Vado via. Dove non so, però vado via. Eccola, ciao casa de Alleghe, Vovanti. Non ho capito una cosa, però guarda, da quando ho fatto il tagliando, che ho cambiato olio e filtri, ovviamente il filtro del gasolio l'ho riempito bene prima di cambiarlo, fa fatica a partire. No, adesso è partito, a volte ci mette un po' di più. È strano. Forse è del gasolio sfigato. Le candelette di accensione sono a posto e una o due erano già state cambiate, che segnava, anzi non cambiate, pulite. Esatto, erano solo state pulite perché erano in buono stato, bastava solo pulire. Vabbè, direzione Lago del Mischia, da una vita che non ci vado, vediamo se è vero o no che ci sono le sbarre, altrimenti mi sposto più verso il sud, diciamo. E cosa volevo dire? Ottimo sto Atto X10, dopo un po' che lo uso, e ripeto, da utente iPhone sapevo già che avrei sofferto di questo fastidio che sono i lag, ossia la lentezza in certe occasioni. Chi ha iPhone, iPad, Mac è abituato ad avere tutto fluido, immediato, in tempo reale, qua no, con Android no. Ci sono gli scatti che si chiamano lag, piuttosto che le attese per aprire certe applicazioni e via discorrendo. Vabbè, insomma, dai, me lo aspettavo. Con lo zio abbiamo terminato di sistemare le retrocamere. Guarda, metto la retro, occhio, vado, tac, visto? E parte subito la retromarcia, la tolgo, si toglie, la rimetto, tac, e si attiva. Figata. Prima un cliente mi ha fatto sei in una zona parecchio sfortunata, perché sentiva andare avanti ambulanze a destra e a manca, e gli ho detto guarda, corrono tutti come pazzi oggi, non lo so. Questo perché ero al telefono e sentivi una sirena dietro l'altra. Eccola qua la tra virgolette area camper, molto tra virgolette, non c'è carico, non c'è scarico e paghi. Dighe, ciao Barzi, ciao. Questo che non vedi più, che non si sapeva cos'era, è il centro minerario. C'era scritto un cartellone grande aperto e c'era un parcheggio enorme tutto vuoto. E questo che abbiamo appena passato era il ponte del Cristo. Dica Cristo, mi par giusto, perché dedicano sempre i ponti a Satana e non ne dedicano neanche uno al Cristo. Guarda che bei stradine, che bei paesetti. Grazie Google Maps che te me mandi a caso per sti posti qua. Mai fatta sta strada. Per arrivare al lago del Mis ti troverai un cartello, attenzione, altezza massima 2,50 m. Non preoccuparti, perché quell'ostacolo lì, diciamo, è dopo al lago, quindi tu fino al lago ci arrivi tranquillamente. Attenzione, intendo salendo su da Limana. Mi raccomando, dopo altre strade non lo so, ovviamente da altre strade troverai quell'ostacolo lì. Venendo su da Limana verso
Il lago non troverai assolutamente nulla, questa qua è alta 5 metri. Guarda qua che bello, altro che laguna blu, è lago blu. Guarda, anche a Google Maps dice che le blu, e tu, le blu. Guarda che c'è anche un moscone, forse puoi noleggiare, il moscone sono quelli che ora si chiamano pedalò. No, non è un moscone, è una barca di uno che sembra addetto ai lavori. Quarta galleria. Che bello, che bello. Sì, ciao. Prevedo pienitudine, però vedo camper in libera. Eccola, perfetto, Svolta sì. a destra e prendi Che svolta a destra, su Poi va. la destinazione Guarda il mio si amico trova sulla fricchettone qua in parte. Che forte. Fig taxi anche lui. Collega. Mica belli anche al bar. Comunque no, non c'è la sbarra. Beh dai, posti ce ne sono. Io so attacciarmi lo spritz in quel chioschetto, che fanno anche panini col pastin e patate fritte, quindi probabilmente domani pranzerò lì. Qua c'è questo bel ristorantino, i bidoni di squash. A me non serve acqua che ho quasi il pieno, però sai che io cerco sempre. No beh, non può esserci, perché giustamente sennò come farebbe a esistere l'area camper. Ok, che è questa qui, è simpatica quella roulotina. Non so quanto costa l'area camper, potevo chiederglielo, visto che mi pare di aver capito che sono paroni unici, chiosco, ristorante e area camper. Quindi domani glielo chiedo. Guarda, il carico e scarico e anche la corrente, che magari è tipo 5-6 euro, tipo il Consiglio. Vedi, quelli sono tra i più bei giocattoli che esistano, soprattutto questo qua. Questo è veramente il giocattolo, secondo me, più divertente in assoluto. Praticamente un'automobile per farti o le vacanze selvagge, o per carità puoi andare anche in campeggio a lavarti, quindi sì, voglio dire, o dei fine settimana, cioè ragazzi, è un'auto, porco cane, veramente ti diverti a merda, vai dove vuoi, dormi dove vuoi senza rotture di palle, guarda, vetri scuriti, nessuno ti rompe i coglioni e via, bellissimo, bellissimo. Ecco che è il poestro davanti. Voglio anche a me il poestro. Dio caro, questi qua in modalità Rom, ecco sì. Forse è per questi motivi poi che non vogliono i camper. Mi sono in mezzo a due maniaci sessuali e praticamente sono tra quello che se vediamo quando il sole va a batta e sto qua che ha l'adesivo del fake taxi. Perché mi vuoi portacciavi? Guarda, ripeto, lavoro, pago tantissime tasse e mando i fax. Pertanto stasera sì, vado a ciavarmi un altro spritz, mi mangio fuori il panino, faccio serata fuori. E che cazzo, la vita è una. Guarda, mi porto via anche il router se devo pitoccare o qualcosa o mandare messaggi all'Alessia. Cosa ho fatto? Solo 148 giga da ieri? Bene, il mio vicino strafatone si è montato sopra il tetto del camper, perché non ti puoi lasciare strafatone se non ti monti sopra il tetto del camper, e mi vuoi mangiare. Via. Puttana merda, 35 euro l'area camper costa, 35 euro, pazzesco, follia. Il pastin sostanzialmente è una sorta di hamburger locale speziato, un po' il cevapcici di montagna, veneta. Esco il panetto te viene, e fin prima niente, che te chiamavo, no Dio caro, resti senza, puttana de can. Cosa ci fanno tutti questi straffatoni nel mio giardino? È da tanto che non venivo qua, è veramente da tanto. È un lago che va giù subito, sono cose che a me non piacciono. Mi piacciono le cose tipo il lago Buisinsko, che vai dentro, tocchi e dopo un po' vedi dove inizia ad andare giù e scegli, hai capito? Ciò non cambia che... aspetta che mi giro. Beh, ne hai visti i video che ne abbiamo fatti qui. Voglio dire, comunque ciò non cambia che per una sosta o per un weekend questo posto è eccezionale. Guardati le puntine, perché poi di là c'hai i cadini del Brenton e la fontana della Soffia col passaggio segreto che ti ho trovato sotto per entrare quando c'è la bassa marea. Ascolta ragazzo, è tutto bellissimo, sembra magico eccetera, però sai che io sono un tipo un po' strano, e sempre molto onesto con se stesso, no? Ok, io panorami così ne ho visti tantissimi e anche il lago del Mis l'ho visto tantissime volte,
Quindi sempre per essere sincero con me stesso mi adesso ciappo metà con l'Xbox e vado a sparare i neri con Far Cry. Rick and Road sarà un altro youtuber. Non so se te l'ho già raccontata, quando io una volta sognavo la casetta in legno piccolissima, in montagna, al mare, eccetera, eccetera. Però il mio problema era sempre, e dopo la roba, cioè, ogni volta devo traslocare, cioè, hai capito? Cioè, mi immaginavo già miliardario, perché ho detto, mettivi in quella schedina, o succede qualcosa, invento qualcosa, cioè, bisogna che mi trovo pronto a spendere i sky, se no mi trovo con tutti quei milioni di euro, non so come spenderli, hai capito? E quindi mi furbo, mi sono zappato avanti a fare tutti questi ragionamenti. E alla fine, guardate, con 15.000 pipi, più vabbè, un po' di sistemazione, eccetera, cosa alla fine sono riuscito a ottenere. Cioè la casetta l'ho ottenuta, è in tutti i posti che voglio, attenzione, che voglio, importantissimo, non in tutti i posti necessariamente che ha da essere in America, in Groenlandia, in figa della miseria, no, dove io voglio. E non devo spostare niente, ho tutto qua, vestiti, computer, minchiate, tutto qua, soprattutto il frigo senza birre, però senza niente, porca miseria, quando andare a fare la spesa, e se cosa se resta? Acqua, pesche, porca miseria, un'estate e basta, dai. Eccola, ciao, arrivederci. Ogni cosa della tua vita deve essere costruita in base alle tue stravaganze, ok? Non aver paura che siano stravaganze. Seguile. Ho anche provato a lavorare, senza risparmio mi diedi da fare, ma il sol risultato dell'esperimento fu della fame un tragico aumento. Non si risenta la gente per bene se non mi adatto a portare le catene. Ti diedero lavoro in un grande ristorante a lavare gli avanzi della gente elegante, ma tu dicevi il cielo è la mia unica fortuna e l'acqua dei piatti non rispecchia la luna. Tornasti a cantar storie lungo strade di notte, sfidando il buon umore delle tue